Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi voglio parlare di quelle situazioni che capitano spesso, ma vengono, come si suol dire, valutate male e si fanno delle scelte che magari si dovrebbero fare molto tempo prima. Questo perché? Perché capita che alcune volte ci sono persone che hanno le capacità, le conoscenze o sanno dove appoggiarsi per chiamare un bravo esoterista, ma tentennano e poi la voragine, se prima era un piccolo buco, diventa un buco immenso. E quindi quando si interviene a livello esoterico, i costi aumentano, il tempo si dilata e via dicendo. Quando si fa un lavoro esoterico, i risultati, a dipendenza del karma, a dipendenza dei geni che si interpellano, i risultati alla distanza avvengono sempre perché si muovono sicuramente delle energie, perché come diceva il mio vecchio, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Però se come si suol dire, il problema si prende prima, si prende alla radice, chiaramente si fa meno fatica. Quindi tutte quelle persone che magari in questo momento si trovano o per la prima volta a incontrare Marietto Veneziano da Hildegard e sono tintennanti perché magari hanno sentito che altri esoteristi un po' birichini ne hanno approfittato, oppure perché non si fidano, il vostro marito vi dice che quando viene lanciato un lavoro, prima o poi ci metterà anche 10 anni, ma alla fine il lavoro farà il suo dovere. Il problema è che ci sono delle variabili che sia nel committente che nell'esoterista, quando ad esempio come mi ha detto Veneziano De Garda operano con alta magia, no? Magari non si sanno e quindi le forze, le energie che vengono interpellate magari devono superare ostacoli che sia il committente che il mago, in questo caso, non conoscono. Però alla fine il risultato lo si porta a casa. Quindi cos'è il consiglio vostro maledetto veneziano? È quello di chiamarci per chiedere magari un'indagine per vedere cosa si può fare. Chiaramente non si lavora gratis, ci sono dei costi giusti, corretti, dei costi che si possono affrontare e chiaramente i risultati arriveranno. Alcune volte arrivano anche risultati insperati, arrivano bei risultati. Certamente chi più ha fede, chi più crede in questi lavori, sicuramente avrà dei risultati e riscontri favorevoli. Invece chi è un po' titubante oppure pensa di mettere pochi euro per avere tanto, non è così. Signori, i lavori hanno un prezzo, hanno un costo, il materiale costa, le conoscenze costano, costa un po' tutto, è uno scambio di energia. Quindi mi raccomando, per chi ha delle problematiche leggere adesso, prima che diventano delle valanghe domani, il vostro marietto veneziano è quello il consiglio è di contattarci, di fare un consulto. Sapete che un consulto per mezz'ora costa 20 euro e vedere di tratteggiare una strategia, no? Vi ricordo anche che noi abbiamo fatto tantissime pillole del Degara Marietto Veneziano, potete andarle a vedere, potete vedere anche come ragioniamo, come lavoriamo, quali sono le nostre strategie di base. Poi chiaramente ogni caso è a sé, è un mondo a sé. Vi ricordo che per avere il massimo dei risultati ci vogliono 9 lunazioni. Quindi se uno pensa che basta dare una pacca sulle spalle e si aprono il Mar Rosso, questo penso proprio. Bene, cari amici, io per il momento vi ringrazio, seguite sempre il Degano Maestro Veneziano e noi siamo qui per voi. Grazie.